Eh sì, è proprio brutta la vecchiaia. Ma, ma quando si comincia ad invecchiare? Cioè, te ne accorgi prima tu o sono gli altri che te lo fanno notare? No, perché io me ne sono accorta abbastanza presto, intorno ai 30 anni. Giuro, giuro che è così. Praticamente me ne sono accorta quando hanno iniziato a darmi del lei e a chiamarmi signora. Ecco, lì ho capito che stava irrimediabilmente cambiando qualcosa. Che tristezza! Sono veramente tanti i segnali, e non parlo solo di quelli fisici, altrimenti rischiamo di affogare nelle nostre stesse lacrime. Per esempio, quando ascoltate una vecchia canzone, no? Siete proprio sicuri che quel brano vi piace perché è bello? Oppure è solo perché vi riporta agli anni della perduta giovinezza? Cosa? No, non è vero. Ma come non è vero? Non dite che non è così, altrimenti mi metto a cantare, giuro, sì, canto quella che fa, sì, e le cicale, 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 oppure quell'altra scena, come fa, Trottolino amoroso, du du da da da. Vabbè. Un'altra cosa che ho notato è che prima, quando camminavo per strada, beh, gli uomini modestamente, vero, mi guardavano, mi si avvicinavano cercando di attaccare bottone con una scusa qualsiasi. L'altro giorno ero in macchina e quando mi si è accostato un tizio con la moto, ho messo subito la sicura pensando che volesse rapinarmi. Che tristezza! Ma vi rendete conto che quando cominci ad invecchiare non ti ascolta più nessuno? E se fai una battuta spiritosa, ti guardano con compassione. Che tristezza! Per fortuna però ci sono quelle che non accettano i lustri che passano e continuano ad agghindarsi come delle teenagers. Queste donne se ne fregano, se ne strafregano, se dentro un jeans elasticizzato si vedono i rotoli di ciccia che cercano disperatamente di stare da una parte mentre escano dall'altra. Beate loro! Sì, io ho un'amica così. L'altro giorno l'ho incontrata al supermercato, tutta in tiro come al solito, non perdeva un capello e con l'immancabile tacco 12, tacco che io non metto neanche ai matrimoni di famiglia, e mi fa: lo vedi? Lo vedi come mi guardano tutti? Tesoro, uno di questi giorni andiamo a fare shopping insieme. Mi sembri una badante travestita da Befana e si è fatta pure una grassa risata. Ci sono rimasta male, uffa. Sì, ci sono rimasta male e ancora ci penso e mi viene da piangere, ecco. E se fosse vero? E se fosse vero, sono giorni che apro l'armadio e guardando i miei vestiti mi convinco sempre di più che la Iena aveva ragione. Ho provato, sì, ci ho provato a strizzarmi in un paio di jeans di 8 anni fa. E dopo un paio d'ore, sapete cosa ho fatto? Ho vomitato, ecco. Col tacco 12 è andata pure peggio. Ho preso una storta e adesso ho una caviglia così gonfia, ma così gonfia che fa pandan con le mie borse. Ma no, quelle borse, no, ma quelle sotto gli occhi. L'altro giorno un signore mi fa: l'importante è essere belli dentro. Grazie, molto gentile, ma scusi, ma lei cosa fa? Il
filosofo? Mi risponde, no, il radiologo. Che tristezza, che tristezza.